Il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Cantone, abbiamo parlato la volta scorsa, insomma, questa strada principale che non era una strada, ma nemmeno i cammelli poi si avventuravano i muli, e aveva deciso di fare un'ordinanza per la chiusura. Orbene, qualcosa Si è mosso, o sbaglio? Sì, direttore, no, assolutamente. E come? Questa mattina c'è stato un sopralluogo da parte dell'impresa con la direzione lavori che svolgerà appunto i lavori di asfaltatura e abbiamo una data che è quella di lunedì prossimo, tra lunedì e martedì, quindi in 2 giorni verranno svolte le opere di asfaltatura. Ci sarà il senso unico alternato, però insomma un disagio assolutamente contenuto, ripeto, per un giorno e mezzo, 2 ore e soprattutto necessitato. Sono molto contenta, ero preoccupata, credo che insomma si fosse capito, ero molto preoccupata per la situazione di questa strada, lo sono ancora fin tanto che non verrà sistemata, però sono davvero contenta insomma del fatto che FVG Strade abbia compreso, abbia capito e si sia attivato. La sicurezza è importante, lo sappiamo, e abbiamo sia su questa strada, partendo proprio da Viale della Repubblica, abbiamo messo in sicurezza tutti gli attraversamenti pedonali, quindi con illuminazione, segnaletica orizzontale e verticale, e proseguiremo anche nelle frazioni, uno per tutti, ed è l'attraversamento che unisce i 2 campi da calcio di Bannia. È molto importante, sempre gli attraversamenti pedonali lo sono, ma questo lo è in particolar modo perché bambini e ragazzi attraversano per passare da un campo all'altro, quindi insomma bisogna lavorare per la sicurezza. Ringrazio FVG Strade per il lavoro che ha svolto questa settimana e attendo fiduciosa il prossimo lunedì. Io ringrazio lei alla fine, signor Sindaco, quando la strada è asfaltata, perché ne ho viste di cotte e di crude. Guardi, no, ha ragione. io aspetto, poi io ringrazio alla fine quando vedo, dico, lunedì prossimo allora, esatto, okay, esatto. Grazie ancora al sindaco Jessica Cantone di Fiume Veneto. Si sono accese le luci, un'altra vetrina si è illuminata in Viale Marconi, in questo stupendo viale